Il gruppo folk della Colombia ha conquistato il Tempio d'Oro tagliando per la prima volta il traguardo vittorioso del 66° Festival internazionale del Mandorlo in Fiore ad Agrigento. In un pomeriggio assolato e primaverile, ai piedi del Tempio della Concordia, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, si sono esibiti gruppi folk internazionali che hanno animato l'intera settimana della kermesse agrigentina. Intorno al palco migliaia di spettatori, tra cui tanti visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia e del resto d'Italia. Al fianco del Tempio d'Oro alla Colombia sono stati assegnati per la prima volta il Tempio d'Argento e di Bronzo al secondo e al terzo classificato, rispettivamente alla Georgia e il Messico, poi alla Polonia il premio delle migliori musiche, alla memoria dei maestri Licausi, il premio per la migliore danza alla Serbia, per il miglior costume all'Ecuador, il premio Ugo Re Capiata assegnato dall'Asso Stampa è andato all'Ucraina e anche quello della società Dante Alighieri. Al Giappone è stato invece consegnato il premio Costa del Mito del distretto turistico Valle dei Templi. Il premio Gigi Casesi è andato al gruppo dell'Albania, il riconoscimento in memoria di Dario Danilo alla Lettonia. Allo spettacolo hanno assistito i vertici delle istituzioni, tra cui l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato, il prefetto di Agrigento Romano, il sindaco Micichè. Tutti hanno sottolineato la partecipazione popolare emotiva e il successo riscorsi per questa edizione, occasione utile anche per rinnovare e rilanciare il messaggio di concordia e di amicizia, insito da sempre nella festa del Mandorlo in Fiore. Diverse anche le criticità che si sono registrate nel corso della manifestazione, tra questi il traffico che ha paralizzato interamente la città, la mancanza adeguata di parcheggi, atti a ricevere i tanti turisti che sono arrivati in città, ingressi contingentati solo per 5.000 turisti, la raccolta fondi del gruppo dell'Ucraina per la guerra, le delegazioni dei gruppi maltesi e spagnoli hanno lamentato carenze per gli alloggi e il vettovagliamento e i bagni chimici sono risultati pochi per i tanti visitatori. Soddisfazione espressa dal primo cittadino Miccichè e dall'assessore Scarpinato presente per l'occasione. Sono veramente contento e la parola che mi sovviene è orgoglio. Orgoglio per questa 76esima edizione, orgoglio per il Mandorlo in Fiore, orgoglio perché Agrigento è Capitale della Cultura 2025, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo in sinergia col Comune, la Regione al fianco del Sindaco, ma anche col Governo regionale. Il Ministro San Giuliano ci ha messo anima e corpo, è vicino anche a noi, al nostro lavoro quotidiano che si fa per questa Sicilia, portando sempre alti i colori di Agrigento. La sinergia ha funzionato, la squadra ha funzionato, se da soli non si va mai da nessuna parte, noi e il mio staff sono stati bravissimi nell'organizzare questo evento, 76esimo Mandorlo in Fiore, un miracolo che si ripete ogni anno, quest'anno ancora in maniera molto più forte. La regione siciliana ci è stata accanto fino proprio all'ultimo minuto, l'assessore Scarpinato non ha abbandonato un secondo il palco e anche le vie della città. A dimostrazione che proprio il governo siciliano è vicino alla nostra città. Abbiamo raggiunto questo obiettivo della capitale italiana della cultura del 2025. Penso che questa sia stata una vetrina meravigliosa affinché i turisti possano conoscere la nostra città. Ringrazio anche qui accanto a me c'è il coordinatore di questo Mandorlo, a cui rimando la parola. Il bilancio l'abbiamo fatto durante tutta la settimana, il bilancio l'ha deciso la città di Agrigento che ha affollato tutti i nostri eventi. Siamo stati felici di registrare il tutto esaurito nei bed and breakfast, nelle strutture. La felicità perché tutta la città, tutta la Sicilia ha partecipato con grande entusiasmo. Il trucco è stato forse quello di riportare ciò che la gente in fondo desiderava, cioè riportare tutto ai veri valori dei padri fondatori della manifestazione. Assolutamente sì, il Mandorlo in Fiore è il fiore all'occhiello della città di Agrigento e dell'intera provincia, posso permettermi di dire, perché oggi con la presenza anche dei sindaci è stato veramente significativo. Con l'avvento di Capitale Italiana della Cultura questa comunità agrigentina che si stringe e che si allarga dalla provincia, si stringe verso Agrigento e insieme per un festival che è destinato a crescere sempre di più. L'abbiamo visto questa settimana con la partecipazione e il sentimento proprio degli agrigentini, ma anche delle persone che sono venute a
a trovarci da ogni dove. Abbiamo avuto un bellissimo riscontro da parte del pubblico che è venuto proprio nel fine settimana. Abbiamo fatto bene l'anno scorso a spostare la tradizionale fiaccolata dal mercoledì al venerdì, perché abbiamo così consentito e alle famiglie dei comuni vicini e anche ai turisti di venire ad Agrigento, fare un pernottamento in più e quindi incentivare l'economia. Una manifestazione bellissima, si è appena conclusa, è andato tutto bene fortunatamente, quindi adesso dobbiamo pensare immediatamente all'edizione del 2025 di Capitale Italiana della Cultura e quindi metterci al lavoro per ancora accrescere la qualità di questo festival, che è il fiore all'occhiello della nostra città di Agrigento.